ai movimenti. Grazie grazie all'appunto. No, guarda, invece sta cosa che non è molto semplice è regolamentata. Perché finalmente si sono stabilite alcune regole che dovrebbero essere ancora più pregnanti secondo me. No, le regole dovrebbero essere, la prescrizione non dovrebbe essere. Che brulata. Ragazzi, scrivete all'interno sezione e nome e cognome. Tu devi compilare le parti di qua. Che dottor? Com'è? Renzi o Bersani? Ancora non è votato. Com'è? Renzi o Bersani? Ancora non ho votato. Ancora non hai votato? Ma aspetta che ti donano i 2 euro, vedi che tu ce li a dare io. Come ce l'ha dato? No. Tu ce l'ha a dare io. No, allora Non ci paga, non ci paga. Buongiorno. Come votiamo? Chiamo di votare. Ma si può fare che tipo ad esempio mi donano a me 2 euro e io voto? Si può fare? No, invece devi lanciare la provocazione che se sono partito democratico, questi 2 euro, perché dovrebbe dare o in beneficenza o in terremotati. Buonasera. No, deve iscriversi qua, deve fare la paga 2 euro. Renzi o Bersani? Bersani. Bersani. Assolutamente Bersani. Senta, ma che ci dici a Sanremo una volta? Come? Che ci dici? Sa, vieni a casa. Che ti disse una volta? Da me, Crocetta. Ah, che praticamente sul web iniziava ad attaccare fortemente Lui. e poi a un certo punto si è allineato. E che secondo te perché mi sono allineato? Non lo so, questo a te lo devi domandare. Ah, ho capito. Che c'è in gara? Ti ho trovato l'ufficio elettorale. Ah, alla Mi stai riprendendo? sì, allora con calma, è bellissima, ti abbinare a tutto. Però non lo complicare in televisione cose. Ah, uscì dicendo tu ora. Ah, mi stai riprendendo? Ti sei auto reo È un convesso. piacere. Reo convesso. Posso Allora, dire a chi com'è? bisogna votare? Renzi o Bersani? Ma io sono Bersani ovviamente. Ho capito. Poi ognuno fa la sua. Perfetto, allora senti, se ora chiana Idru, no? Siccome andura ora mi Ma dice Chiana un Chiana viene a casa? chiana Ah, sale alla viene fine. candidato. Ah, viene candidato. Ora un signore mi dice, ma ci 2 euro dice perché non mi dammo in beneficenza. E la mattina a Bersani se chiana o a tutti 2 ore? A tutti lo dobbiamo dire. Vabbè. Allora, alla fine a chi bisogna dargli dei 2 euro? Se ti dai a me vado a fare una Come colazione. diceva quel signore che non sarebbe forte cattiva l'idea. In beneficenza. Esatto. Buongiorno. Buongiorno, come sta? Bene. Com'è? Renzi o Bersani? Io Bersani. Bersani. Bersani 4, 5, Bersani 6. Che poi facemmo Renzi. Allora, il primo Renzi. Allora. Almeno bilanciato. Allora, perché Renzi? Perché è il rinnovamento, ma non un anagrafico di età, è un rinnovamento perché dopo 25 anni, 30 anni che alcuni siedono in Parlamento è giusto che lasciano il posto, è giusto che ci siano delle eccezioni, nel senso che se in Parlamento c'è qualcuno come D'Alema che possa essere riconfermato, un esempio, uno classico, no? Un esempio dico, uno che è un'eccellenza, è riconosciuto in tutto il mondo, è giusto che possa essere di nuovo riconfermato, ma l'eccezione non può diventare la regola. Su 205 parlamentari che ha il PD, solamente 5 sono inferiori di 40 anni. Vuol dire che giovani, intelligenti, promettenti non ce ne sono. Questo non lo dobbiamo permettere. Allora, Terenziano, tu vorrei Bersani e Renzi di Tabacci. E tu, Io Vendola. Vendola? Sì. Ho capito. Sul Monte Svendola, la bandiera bianca, anzi rossa. C'è, ora È chiaro. Oh, qua, dottore Cravana, nuovo neoeletto crocettiano. Come si... No. Ah, no? Eletto è stato eletto Crocetta. Ah, vabbè, com'è? Renzi o Bersani? Il voto è segreto. Comunque, né Renzi può fare a meno di Bersani, né Bersani può fare a meno di Renzi. Allora facciamo 1 euro ciascuno. 1 euro ciascuno non fa male a nessuno, almeno fare Renzi o Bersani? Decisi. Aspetta,
Oh, dottore. Chi è l'ultimo? Buongiorno. Com'è? Se Bersani o Renzi? Se lo vuole dire. Boh, che ne sa? Perché ci sono solo Bersani e Renzi? Ah, vero, ha ragione. Lei è uno. Mi scusi, se no? volessi votare la Puppato, per esempio, in questo caso voto. Poppato? No, la Puppato. Ah. Ma io non voto la Puppato. No, voto, vabbè. Voto Vendola, ovviamente. Ah, va bene, piano piano saliamo tutti, non è che. Perfetto. Senti, una domanda che non c'entra niente. Cosa ne pensa del panorama che abbiamo in questo periodo a Gela? Panorama in che senso? Il panorama, quello, la notizia panorama, va, ma capì? Ah, il panorama, la notizia, bisogna vedere se sono cose fondate o meno. Vedremo. Alla fine la magistratura fa il suo lavoro, se ci sono gli elementi, se non ci sono ovviamente non ci sono rilevanza, non c'è rilevanza penale, è un'altra questione. È un problema di carattere, ci può essere un problema di carattere etico che in politica è importante, più del problema penale. Grazie dottore. Grazie. Bersani o Renzi? Bersani. O altri? Bersani, Bersani. Dottore Crocetta. Buongiorno. Questa non è una televisione, è. Lo so che cos'è. Com'è, Renzi o Bersani? Vabbè, io già lo so. Io Bersani. E come mai? Come mai? Perché credo che dare un'immagine seria e un programma molto serio sia importante e quindi in questo momento dobbiamo dare certezza agli italiani, non possiamo dare fantasie e quindi dinanzi a una questione di questo tipo, io tra l'altro non sono del PD, non sono iscritto ormai a nessun partito, sono comunista senza partito, e quindi ritengo che una figura come Bersani possa essere una figura solida per l'Italia del domani. Va bene, ora se posso una domanda che non c'entra niente, con discorso panorama Crocetta, no? Cioè secondo me io già giudico, secondo me Crocetta mi piace di più ora, adesso. Lei invece cosa ne pensa? Io sono direttamente interessato, sì, vabbè, certo. E quindi potrebbe sembrare una cosa dovrebbero dire di questi di panorama. Il mondo della mafia e i legami con la mafia in genere sono legati da affari economici. Ora dovrebbero dire quali affari economici si è fatto Rosario Crocetta fino ad ora, se una lira non aveva prima e un centesimo non ha oggi, dato che oggi ci riferiamo all'euro. Quindi questi sono i legami. Quando parliamo di legami tra la malavita, il mondo mafioso e la politica ci sono sempre in mezzo gli affari, gli interessi, i soldi. Va bene, grazie dottore Crocetta. Un salutasso Presidente, se ovvira. Terribile. Com'è? Come stai? Bene. Allora, Renzi o Bersani? Io sono dirigente di partito. E non si può ma questa dire? è telecamera. Sì, no, non è una telecamera, è l'involucro di una telecamera. Tu qualsiasi cosa fai per me puoi andare carta bianca. Vabbè. Sei l'unico giornalista di Gela di cui mi fido ciecamente. Vabbè, sei, Da non sempre. sono giornalista. Per me lo sei, per me lo sei. Tanti Bersani però dicono, ti Bersani. fa piacere o no? Assolutamente Ah, sì. perfetto. Però non lo puoi dire tu. No, lo dico già. Mi sono già espresso. Lo dice. Mi sono già espresso. Bersani e Renzi sono del senti, PD. Quindi la gente basta che si renda su Bersani e su Renzi ha fatto sicuramente un servizio al partito democratico. Ah, perché ci sono pure gli altri. Vabbè, ma la. Vendola, Di Sella, gli altri partiti. Sì, una domanda che non c'entra niente, l'ho chiesta pure al fratello del Presidente. Chi è il fratello del Presidente? Il fratello del Presidente. Che so dopo. Ah, l'ex senatore Crocetta. Sì, e gli ho detto di panorama, no? Il discorso panorama, no? Cioè, per esempio, secondo me, a mia mi piace ora chiossai Crocetta. Dopo questa cosa panorama. Tu invece che ne pensi? Il giudizio su Crocetta non può essere vincolato al panorama. Sì, su quella cosa specifica, già, il coso mafia, il rapporto. Ho letto, penso che ci siano delle grossissime esagerazioni, insomma, penso che Crocetta ha fatto una dichiarazione dove ha manifestato
querela contro chi lo ha accusato. Sì, sì. Io non mi presto a queste cose, per me la politica è fatta di cose. Pensi che un pochino svanisca più la serie. cosa? Io spero di sì, io spero di sì, perché la Sicilia, Anche io. La Sicilia sicuramente non ha bisogno di un altro commissariamento, ha bisogno di un politico che la governi, però spero che al governo con Crocetta si mantenga un assetto di politica, perché ho criticato Lombardo perché aveva commissariato la politica in Sicilia, mi aspetto da Crocetta, visto che lo abbiamo tutti aiutato per diventare Presidente della Regione, io in primis con la mia candidatura, con i voti che in provincia ho dato a Crocetta, che Crocetta nel nuovo governo sappia mettere la buona politica e non la commissaria come ha fatto Lombardo. Va bene. Grazie Miguel, ciao. Ciao Gioia. Buongiorno signore. Un caffè ti pigliassi? Sì, mo pigliare. Buongiorno. Posso. Prima che si spara la batteria. Renzi o Bersani? Bersani. Bersani. Ma tutti Bersani? Bersani Bisogna vedere perché... dentro cosa succede. Bersani perché credo che sia la persona giusta per pilotare questo paese verso lidi migliori e spiagge migliori. Ma tu vai nella tana dell'U, tu vai il dirigente di partito segretario del CIP, non può essere che Bersani. Allora è fasulla l'intervista. No, non è fasulla, è reale. Io quando dico una cosa la faccio per mio stile, per mia costituzione mentale. Va bene, se si può dire. E il discorso panorama, una cosa veloce. Ma il panorama è quello che ci hanno fatto vedere, perciò. Va bene. Ciao. Cosa ne pensi del panorama politico? Il panorama politico è letterario. Va bene. Praticamente questo è l'involucro di una telecamera, capite che è una telecamera, no? Sì. Però non è una telecamera, è l'involucro di una telecamera, un GEA telecamera, c'è di quei persone, però in realtà in India c'è la telecamera. Ho capito. Senti, Bersani o Renzi? Vendola. Bersani, Renzi, Vendola. Bersani. Vabbè. È più competente e più serio. Buongiorno, anche lei Bersani, Renzi? Bersani. Versate comunque siamo, allora, Bersani o Renzi? Nessuno. Vendola. Com'è? Bersani o Renzi? Bersani. Non intendere, puoi anche dire Bersani. No, mi interessa, Bersani. Bersani o Renzi? Bersani o Renzi? Renzi o Bersani? Vendola, che ne sai? Bersani per il Presidente della Regione. Lei signor? Non faccio parte di quelle famiglie. Esatto, poi anche infatti, non è che è proprio Bersani o Renzi? Poi che ne sai? Fa cangiare un mondo. Va bene, com'è? Bersani o Renzi? Renzi o Bersani? Vendola. Bersani. Renzi, Bersani, Vendola. Berlusconi. Bersani. Serietà. Bersani. Grazie. Un po' di giovani, vediamo se i giovani. Com'è ragazzi? Renzi, Bersani, Vendola. Aspettiamo Iesi. Non mi interessa, no, qua anche non mi interessa. Mi interessa, ma aspettiamo Iesi. Ah, gli esiti, ma non. E chi speri? Ma Renzi è un giovane, magari potrebbe Renzi, fare allora qualcosa Renzi. di così. Va bene. The closer I was getting to the truth, the more they got everybody looking at me as being the guy that pulled the trigger. And what they did, when they killed 52, they broke the whole family up. Posso fare? Renzi o Bersani? Alfano? Anche, non è che. Perché no? Anche Alfano è passato nel TB. Noi abbiamo votato Tabacci. Tabacci. Va bene. Ognuno può votare quello che vuole, non è che. Buongiorno, posso un'intervista a Bersani, Renzi, Samuele? Non ne capiamo queste cose. Non capisci? Io penso che passerà. Che parlo, sempre prima ne parli. Io penso che passerà. Tu vai a città,
Ma scusi. È più strutturato ed è una persona molto più seria. Non ho capito perché mi ha distratto. Dico, passerà probabilmente alle primarie Bersani perché è strutturato. Con sé ha il vecchio e anche il nuovo. Mentre Renzi insomma ha poche idee, certamente è molto più fresco. Grazie. Annela va a parlare. Se può parlare. Totò, ma scusi. Assara. Buongiorno, posso una domanda? Come Renzi, Bersani, Vendola, Alfano? Alfano penso che farà bene, io... No, vabbè, lo so, anche niente. Non è... Scusi, cosa ne pensa lei, Carrozzino? E per il discorso panorama? Carrozzino, cosa? Un'opinione, Il Panorama fa il suo lavoro, vende riviste e deve dare notizie interessanti. È ovvio che il Panorama cerca di, come dire, di andare a ciao. Io non voto perché non mi rivedo in quell'area politica, io non voto. Ripeto, ma secondo lei progetta pigliare punti o i perse con questa cosa del Panorama? Fango fa male, generale, butta che a chi lo riceve. Questo può essere fango di quello, come dire, che fa male a chiunque, fa male anche a tutti noi, Penso che il Panorama fa il suo lavoro, la magistratura deve fare il suo lavoro, noi cittadini dobbiamo fare anche il nostro diritto dovere, quello di votare i migliori personaggi per avere una... Grazie dottore Pe. Buongiorno.